un incontro oggi del Partito Democratico qui ad Agrigento per parlare sulle problematiche della sanità ad ampio spettro, in particolare nella nostra provincia. Ne parliamo con Simone Di Paola, segretario del PD di Agrigento. Sì, questo incontro si inquadra in una serie di incontri tematici che abbiamo iniziato a settembre sul tema del PNRR e dell'autonomia differenziata e che continueremo nei prossimi mesi, perché pensiamo che il ruolo del nostro partito debba essere quello di costruire attrattività sui territori, riprendendo contatto e contezza sui grandi temi da cui passa la crescita e lo sviluppo. Il tema della sanità è un tema di diritti negati ad Agrigento come in Sicilia, dove la condizione complessiva, strutturale della sanità pubblica viene ogni giorno, quotidianamente mortificata e sacrificata da una gestione assolutamente inadeguata che offende il bisogno di buona salute pubblica dei cittadini e che non può non vedere il Partito Democratico come principale forza di cambiamento del territorio in prima linea nel difendere i diritti dei cittadini. Abbiamo voluto intitolare questo nostro incontro citando l'articolo 32 della Costituzione, perché pensiamo che la nostra Costituzione oggi in Sicilia, in provincia di Agrigento, quantomeno sul tema del diritto alla salute, venga quotidianamente e ogni giorno contraddetta da una gestione che non può più essere accettata e che noi dobbiamo contrastare con ogni mezzo e con ogni strumento a nostra disposizione. Onorevole Catanzaro, si discute di sanità, un tasto dolente cui lei spesso è intervenuto con diverse interrogazioni parlamentari verso il governo Schifani. Ma io più che si discute direi che si continua a discutere di un argomento che non è solo sanità ma è diritto alla salute, come la chiamo io, perché ormai sono tanti i mesi, gli anni che si parla di un problema che affligge la nostra regione siciliana e mi permetto di dire anche a livello nazionale. Però per quanto riguarda la nostra provincia di Agrigento è una provincia martoriata, l'abbiamo visto con quello che è accaduto nei vari ospedali, con le dimissioni di medici, con problemi che riguardano non soltanto un reparto ma tanti reparti. Oggi e ancora oggi attendiamo di comprendere e capire qual è la vera risoluzione ad un quesito, ad un problema da parte di questo governo regionale. Guardi, è proprio notizia di qualche ora fa, qualche giorno fa, proprio in commissione bilancio, noi usciamo da poche ore su una manovra finanziaria che vedeva più di 3 articoli sul diritto alla salute e sulla sanità e il governo li ha ritirati. Ancora attendiamo di capire qual è l'accordo Stato-Regione e qual è l'idea di questo governo regionale sulla strategia politica e divisione sulla sanità in Sicilia. Spero che non sia quello di fare intervenire la sanità privata ad aiutare la sanità pubblica. Questo è quello che io auspico e quindi gradirei che il governo Schifani si occupasse di andare a Roma e cercare di capire qual è la reale condizione che noi abbiamo sul diritto alla salute in Sicilia. Bilancio di fine anno sulla sua attività all'ARS? Ma guardi, il bilancio di fine anno sulla mia attività all'ARS di solito non devo essere io a darlo, devono essere gli altri, il territorio. Noi quest'anno da presidente del gruppo parlamentare del PD abbiamo cercato di dare il nostro contributo a quella che è l'inefficienza delle proposte di questo governo regionale, lo stiamo facendo anche adesso in questa manovra finanziaria che da 40 articoli è andata con un quarto in meno a 30 articoli, si sta costruendo come al solito una finanziaria regionale sul castello di sabbia perché c'è un fondo accantonamento di 500 milioni di euro su 900 milioni e quindi attendiamo nelle prossime giornate, proprio mercoledì nella discussione generale che partirà in aula, per dare il nostro contributo come l'abbiamo fatto nelle commissioni di merito e nella commissione bilancio. È chiaro che la provincia di Agrigento continua a rimanere nelle ultime posizioni a livello nazionale, ma mi permetto di dire che non è nell'agenda politica di questo governo regionale in continuità politica con il passato. Una maggioranza che scricchiola, si riuscirà a votare questa finanziaria? Ma guardi, lo deve chiedere alla maggioranza, perché noi l'abbiamo detto a più livelli, a più volte, che più di correre per approvare una manovra finanziaria bisognerebbe capire quello che c'è dentro una manovra finanziaria. Non è la fretta che porta le soluzioni ad un territorio martoriato come la Sicilia, ma sono i contenuti, e di contenuti ce ne sono davvero pochi.
Onorevole Iacono, oggi un interessante convegno, un incontro sullo stato della sanità in Sicilia, ma in particolare nella nostra provincia. Lo definirei un incontro dibattito più che altro, perché la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Agrigento ha organizzato proprio questa iniziativa pensando di ascoltare anche gli operatori, le associazioni, i comitati e quanti cittadine e cittadini vogliono anche manifestare la propria opinione su questo stato di continua e costante emergenza che vive la sanità in Sicilia e soprattutto nella nostra provincia. Chiaramente noi intravediamo purtroppo nel prossimo futuro un percorso già avviato da tempo che sta andando verso la privatizzazione di un servizio che per noi è un servizio che deve essere pubblico e che è un diritto costituzionalmente garantito per le cittadine e i cittadini del nostro paese e della nostra Sicilia, il diritto alle cure e il diritto alla salute, che non può assolutamente venire meno perché non tutti possiamo e possono permettersi cure private. A questo non si può arrivare e noi siamo qui, siamo stati già presenti nelle piazze, continueremo a fare le battaglie anche all'interno delle istituzioni affinché la sanità venga finanziata e sostenuta, e sulla sanità pubblica bisogna investire a tutti i livelli, sia a livello regionale che a livello nazionale. La sua presenza a Roma ha già un bilancio della sua attività, sinteticamente? È già trascorso un anno, un lungo e impegnativo anno, è molto difficile chiaramente fare una sintesi di un'attività parlamentare che è complessa, che dura appunto un giudizio magari su questo governo Meloni che è proprio sulla sanità. Il giudizio su questo governo in generale dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è assolutamente negativo anche sulla sanità, perché è un governo che vuole sostenere, vuole garantire il diritto alla salute ai cittadini e mantenere la sanità pubblica, non la definanzia come ha fatto nell'ultima legge di bilancio dello Stato.